Ben ritrovati sulla Maddalena TV, oggi mi trovo presso la Boutique della Carne, sono in compagnia di Fabio Angius, benvenuto sulla Maddalena TV. Quest'anno la Boutique della Carne compie ben 10 anni di attività, raccontacela. Sì, quest'anno abbiamo compiuto questi 10 anni dalla nostra gestione, sono stati 10 anni molto intensi, belli e con tante soddisfazioni. Abbiamo rilevato l'attività da signor Severino Gala e Luciana, che li ringrazio fortemente perché ci hanno dato una grande mano, un grande sostegno. E poi niente, lungo questi 10 anni diciamo che abbiamo imparato tantissime cose che penso che prima sarebbero stati immaginabili. La Boutique della Carne ormai è un'istituzione per la Maddalena. E voi che tipo di carni trattate? Che tipo di prodotti trattate? Sì, è un'istituzione, diciamo anche perché la Boutique della Carne quest'anno compie 50 anni, quindi inizia ad avere un bel percorso nell'isola, molto conosciuta anche fuori dall'isola e anche fuori dall'Italia. Abbiamo tantissimi clienti estivi che tutti gli anni vengono a trovarci da tutto il mondo. Noi prevalentemente trattiamo delle scottone allevate qui in Sardegna, scottone di razza Limousin e delle scottone di razza Black Angus, tutte allevate qui in Sardegna. Poi abbiamo tutto il pollame che è tutto pollo sardo, allevato all'aperto, idem col suino, un suino che noi compriamo qui dalla Sardegna. E poi da quest'anno abbiamo messo la gastronomia con la quale prepariamo tutto gluten free, perché purtroppo col fatto che c'è tantissima gente che ha questo problemino qui e ci siamo resi conto che era doveroso agire diversamente. Quindi ha riscontrato successo questa scelta del gluten free? Sì, certo, anche perché il numero delle persone inizia a essere tanto, non è più una piccola parte di popolazione, ma è un qualcosa che tantissime persone riscontrano e noi logicamente ci dobbiamo adeguare. La Boutique della Carne con quale aziende collabora qui alla Maddalena e anche fuori? Ma allora la Boutique della Carne, diciamo che quest'anno è nata una filiera corta, quest'anno parliamo del 2025, è nata una filiera corta qui alla Maddalena, diciamo tra me e il Rifugio dei Peccatori, i tartufi sardi di Bianco Nero Tartufi e i vini di Gavino De Logu che sono fatti a Usini. È nata questa filiera corta perché diciamo che ci siamo incontrati e tutti e quattro abbiamo lo stesso pensiero di raggiungere una qualità alta di tutte le nostre materie. Come vedi il futuro di questa attività? Ma il futuro di questa attività lo vedo come sono passati gli altri 10 e come sono passati gli altri 40. Penso che è un'attività che debba continuare sempre con lo stesso criterio, che diciamo qualità alta e massimo impegno da parte di chi ci opera. Allora, in bocca al lupo per tutto e noi ci rivediamo presto sicuramente. Grazie e un saluto anche a tutti i nostri clienti che ci scelgono tutti i giorni e quelli che ci sceglieranno più avanti, che sono, diciamo che sono la nostra forza. Boutique della Carne alla Maddalena.